Ben ritrovati gli amici da casa su Lombardia TV, che calcio che fa, 25esima puntata, ormai stiamo andando avanti, siamo arrivati alla fine oramai del nostro campionato, è incredibile, in un batter d'occhio siamo arrivati già alla fine, siamo alla vigilia della 37esima giornata, c'è stato in settimana il verdetto della Coppa Italia che ha regalato una vittoria importante, una Coppa alla Lazio, sempre con qualche polemica perché chiaramente noi non ce le facciamo mancare nel nostro calcio italiano, vediamo chiaramente l'Atalanta alla ricerca del terzo o quarto posto nel campionato per cercare di raggiungere la postazione utile per andare in Champions League, però deve vederla con 3 punti, deve recuperare in 2 partite l'Inter e soprattutto le altre 2 squadre che stanno rinvenendo in qualche modo con un calendario un po' più abbordabile come quello del Milan e un po' meno quello della Roma. In coda ci saranno delle partite molto interessanti, una su tutte Empoli-Torino, insomma c'è tanta carne al fuoco, di questo ne parleremo indubbiamente sia di calcio giocato ma soprattutto di un calcio legato proprio in una forma molto più a 360 gradi, legato all'economia, legato all'interpretazione di come dovrebbero essere i prossimi anni per cercare di risalire un po' la china, visto che il calcio italiano sta scivolando ed è scivolato in una situazione abbastanza non so, un po' deprimente, ecco, diciamo in questi termini. Lo facciamo chiaramente in compagnia di 2 amici, ogni puntata è a sé, parleremo appunto di questi temi e lo parleremo indubbiamente con un amico compagno televisivo, con Enrico Giangreco. Ciao Fulvio, un saluto alle amiche, agli amici, al mio compagno di ospitata che tra un po' presenterai. Hai detto giustamente questioni economiche che sono centrali sempre di più nel calcio italiano. Ecco, questa è una sfaccettatura, diciamo, di che calcio che fa della puntata di oggi. Dall'altra parte invece è un ospite che è sempre un po' legato all'organizzazione, ma più all'organizzazione, imprenditorialità, ecco, diciamo, legato poi con un'amicizia veramente, non dico di quanti anni, ho il piacere di avere qui con me a Che calcio che fa Fabio Napoleone. Sì, buonasera a tutti, lo dico io, sono 50 anni che ci conosciamo, quindi abbiamo tanti argomenti da affrontare e ci divertiremo sicuramente. Ci divertiamo sicuramente anche perché poi per esempio Fabio è un organizzatore anche per altri sport, si è cimentato nel passato in alcune discipline, ma soprattutto è all'interno di un progetto che riguarda il basket a Milano, ne parleremo approfonditamente, quindi a questo punto ci caliamo subito, non perdiamo tempo con questi preamboli iniziali, giustamente ci caliamo nella realtà invece che riguarda le prossime finali delle coppe europee. Vediamo la slide. God Save Football, ecco, il 29 maggio a Baku in Azerbaijan, Chelsea contro Arsenal, mentre il 1 giugno al Wanda Metropolitano, giusto, di Madrid, ci sarà il Tottenham Hotspur contro il Liverpool, insomma una finale, 2 finali che nessuno avrebbe in un primo momento ipotizzato, penso agli scommettitori inglesi che invece magari hanno scommesso le loro squadre. E quindi a questo punto partiamo da un punto di polemica, nel senso che il calcio italiano, perlomeno il calcio inglese, è sugli scudi perché è quello più ricco, e quindi allora voglio chiedere appunto a Enrico Giangreco se l'Italia, di cui poi parleremo un po' più approfonditamente, riuscirà a recuperare questo gap nei confronti appunto del calcio inglese, magari parlando subito del calcio inglese magari. Sì, è chiaro Fulvio che tu sai bene, negli anni, ormai sono quasi 20 anni, mi sono occupato di questi temi del calcio business, dell'entertainment business applicato al mondo del football italiano. Ti fermo, è una mia piccola mancanza da questo punto di vista, perché io quando devo presentare gli ospiti devo anche ricordare i libri, no? E giustamente li annuncio io, le società di calcio del 2000 edito da Rubettino, giusto? E sempre per Rubettino Editore La fabbrica del pallone, e poi l'ultimo che è un libro all'interno della collana di Franco Angeli, il marketing e la comunicazione nello sport, ecco, quindi sì. ho assolto il compito, ecco, prego per continuare. E ti dicevo, è chiaro che la centralità di questi temi che tu hai giustamente presentato ed evocato sia indubbia. In questo momento non a caso le 4 finaliste delle 2 competizioni continentali appunto sono inglesi, sono espressione della Premier League, perché la Premier League ha dei numeri, dei fatturati, dei budget che sono assolutamente superiori a quelli degli altri campionati. Considera che tra le prime 10 società per quanto riguarda il fatturato in
Europa, 6 sono inglesi, poi c'è il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern e il Paris Saint-Germain, quindi praticamente si tratta di una netta maggioranza di squadre della Premier. È chiaro che questo determini condizioni operative differenti, cioè chi tra l'altro per anni ha pensato che le condizioni economiche fossero una scusante, per esempio per l'Inter piuttosto che per il Milan, di mancati risultati in questo periodo, negli ultimi intendo dire 5-6 anni, deve fare i conti con un dato innegabile che dice invece che effettivamente le situazioni economiche non possono essere disgiunte dai risultati sportivi e che il calcio italiano, se vuole tornare ad essere competitivo a livello internazionale, deve fare scelte in qualche maniera assimilabili a quelle che ha realizzato la Juve negli ultimi anni, però anche più implementate, cioè sempre più capacità di creare fatturati connessi al calcio e comunque figli, diciamo, dello spettacolo calcistico, dello spettacolo sportivo, e d'altronde arricchirsi di competenze che consentano il salto di qualità da quel punto di vista. Però io ti fermo subito sul discorso, diciamo, economico di questi ultimi anni, perché deve essere anche collegato ai risultati, no? Perché mi sembra che negli ultimi anni il calcio inglese si è un po' rifondato a livello di nazionale, ha vinto col Chelsea, mi sembra con Mourinho in Europa League, è andato in finale negli ultimi anni, bene o male con lo United, sì. Però non è che negli ultimi 10 anni poi abbia, cioè, penserei a un dominio totale come può essere quello di quest'anno, invece negli altri anni non è stato così, però loro hanno comunque introitato quei fior di soldi negli anni precedenti, infatti, no? Però sono 10 anni che loro introitano e non raggiungono risultati. Però la questione è questa: è chiaro che i processi hanno necessità di tempo, probabilmente questi ultimi 10 anni sono stati tali da preparare poi quello che noi abbiamo visto quest'anno, con una grande prestazione del calcio inglese a livello continentale, ma soprattutto abbiamo notato questa capacità da parte dei club inglesi di riuscire a rispondere alle esigenze anche degli spettatori, delle persone che vanno allo stadio. C'è stato per tempo da parte degli inglesi lo sviluppare una serie di stadi di proprietà che ha consentito loro di fare veramente politiche attente nei confronti del fan cliente. Il problema è che qui, diciamo, in un paese come l'Italia, che è comunque conservatore, che tende agli amarcord per molto tempo, si è visto questo come una specie di pericolo. E la verità è che il calcio di Claudio Ambu, io lo ricordo, Pedrazzini, quella gente lì non esiste più. Allora o accettiamo che questa sia la realtà. Il fan cliente indubbiamente lo stanno perseguendo in qualche modo, lo stanno anche inseguendo, perché se mi ricordo Bolingbroke, che era dell'Inter, che aveva detto non è possibile che non si riesca a riempire lo stadio di San Siro avendo 9 milioni di persone a un'ora di macchina da San Siro. È vero questo discorso, quindi è un discorso molto culturale, molto radicato da questo punto di vista, quindi abbiamo in qualche modo una sorta, diciamo, di progetto, quello inglese, che potrebbe essere migliorabile ulteriormente. Come no, assolutamente, tu hai ragione a dire questo, e tra l'altro in Italia le situazioni si stanno evolvendo. Tu hai ricordato l'Inter, tra l'altro il passaggio ulteriore, il salto da quel punto di vista l'ha fatto con Suning, perché Suning, essendo un gruppo commerciale, cioè un gruppo dedito a quel tipo di attività, diciamo, connessa proprio al mettere sui mercati, a identificare il cliente. Esatto, molto orientato al cliente. È chiaro che stia sviluppando in questa fase un'attività rispetto all'area marketing della società che si è arricchita moltissimo di persone, di competenze. Io ho un caro amico che lavora in quella struttura, che è stato mio tesista ai tempi, e io l'ho seguito con piacere, era veramente uno studente puntuale. Devo dirti che proprio mi diceva tempo fa, avendolo incontrato a pranzo, Enrico, c'è stata proprio un'accelerazione con Suning, e quindi non a caso l'Inter, chi conosce il business, e mi riferisco per esempio al presidente dell'Atalanta Percassi, che io con le mie orecchie ho ascoltato in Confindustria a Bergamo affermare: attenzione, io ho visto Suning, conosco Suning, vi posso dire che nei prossimi anni il club italiano che competerà sicuramente con la Juve anche a livello internazionale sarà proprio l'Inter. Bene. E quindi voglio dire, è chiaro che le cose necessitano di tempo, come al solito. Necessitano di tempo, quindi vediamo invece il punto di vista di un anglofilo, no? Dal punto di vista proprio calcistico, no? Visto come Fabio Napoleone, e poi anche il discorso se questa organizzazione, visto che tu sei un imprenditore, organizzatore, se questa cosa qua, diciamo, debba avere 10 anni, oppure magari tutto sommato, che ne sai, il calcio italiano è così creativo che da un anno all'altro vince un triplete.
come è successo 10 anni fa. Sì, io considero queste le due finali che con le 4 squadre inglesi presenti, posso anche considerarlo un episodio. Quello che non è un episodio è che il sistema calcistico inglese ha successo a prescindere dai risultati, evidentemente, perché è un sistema solido, costruito con competenza, che è partito probabilmente rendendo più appealing lo spettacolo offerto e appunto attraverso le competenze l'ha reso anche un prodotto invincibile al momento e fonte di un business e di profitti e fatturati incredibili. Okay. Faccio l'esempio del Burnley, che è una squadra minore, ma che quest'anno chiuderà il bilancio con 30 milioni di sterline di utile. Secondo me la differenza vera la fanno i club piccoli contro i club piccoli, non i club di vertice contro i club di vertice. Eh sì, la differenza infatti è quello che voglio mandare in onda la prossima slide, che riguarda questo parallelismo appunto con il calcio italiano, quindi hai già anticipato il concetto, quindi good save Italian football, quindi abbiamo Suning ed Elliott che sono i nuovi ricchi che in qualche modo hanno preso società gloriose come quella dell'Inter e quella del Milan, e quindi stiamo entrando automaticamente, come diceva anche Enrico, in una nuova era, chiamiamola così. Abbiamo bisogno un po' di spolverare le nostre spalle di questa polvere che ci sta un po' appesantendo. Quindi a Fabio rivolgo appunto come se ne esce, diciamo, nel discorso proprio prettamente organizzativo e cercare di avvicinarsi al modello inglese. Come se ne esce non lo so, perché se no sarei a capo di una di queste società ambiziose. Credo che si debba intervenire sull'intero sistema, il sistema diciamo costituito da impianti e strutture che sono uno degli elementi su cui l'Italia è indietro 40 anni, ad eccezione di alcune realtà come la Juventus, l'Atalanta che si è appena attivata con la ristrutturazione del nuovo stadio e così via, rendendo lo spettacolo più interessante, ma non solo più interessante per i tifosi di Milano, per il Milan e l'Inter, ma soprattutto per i tifosi di Milan e Inter che vedono le loro squadre del cuore da Singapore, dalla Cina, dal Giappone e dagli Stati Uniti, per esempio. C'è un ritardo da quel punto di vista nell'intercettare ovviamente il tifoso, come diceva appunto Enrico. Assolutamente. Va bene, abbiamo quindi, se ne esce, diciamo, con un progetto sportivo. Vediamo la slide numero 3 e ci rendiamo conto che il progetto sportivo è quello tipico tradizionale, per esempio è meglio il gioco e il risultato, nel senso che questo è il progetto sportivo dell'Ajax che va avanti da tanto tempo, non c'entra, per me, posso parlare, io sono anche un po' opinionista, l'Ajax non c'entra niente con l'Ajax di Cruyff di quel periodo storico, primo, e secondo luogo siamo così ridotti male, ma a livello proprio globale, non solo in Italia, come un calcio molto più muscolare e fisico, che quando vediamo una squadra che gioca con un po' più di creatività, poi fino a un certo punto, con delle logiche abbastanza normali, giocate di prima, andare negli spazi, andare in velocità e quindi essere molto compatti, ci stupiamo di vedere un progetto che va avanti, ma in realtà l'Ajax gioca da anni in questo modo, solo che quest'anno ha avuto dei grandissimi interpreti. Chiedo quindi a Enrico Giangreco se tu sei della pattuglia dei risultatisti o dei giochisti, perché tempo fa la Gazzetta dello Sport aveva proprio evidenziato una serie di allenatori, quelli più importanti, mettendo i risultatisti tipo Mourinho, i giochisti tipo Guardiola e gli ibridi come Klopp. Voglio sapere il vostro pensiero riguardo a questo. Iniziamo da Enrico. Guarda, io rispetto a questo tipo di problemi ho un approccio che è assolutamente lontano dalla dimensione ideologica. Io penso che ogni storia vada considerata a sé. Ci sono allenatori risultatisti che riescono comunque a fare anche, diciamo, quello che in qualche maniera sono chiamati a realizzare, giocando un calcio accettabile, non essendo estremamente attenti. Un esempio? A me per esempio viene spontaneo pensare a Mourinho, cioè Mourinho in certi momenti della sua carriera è riuscito anche ad esprimere un calcio notevole con le sue squadre. Certamente il suo calcio aveva come obiettivo finale quello di portare a casa il risultato. Certo. Noi abbiamo invece altri allenatori che hanno un approccio soltanto e comunque orientato al risultato. Allora io devo dirti che rispetto a quel tipo di allenatore quasi ideologicamente risultatista, sono ormai nella fase in cui non sono tanto propenso, diciamo, ad accettare questo modo di fare. Vorrei vedere anche la mia squadra di calcio, per esempio, giocare un bel calcio appunto e nello stesso tempo portare a casa anche qualche risultato. Io non nego per esempio che in questa fase però
per qualsiasi club di fascia medio-alta in Italia sia fondamentale riuscire a qualificarsi in Champions, perché se non fai la Champions sei fuori dal club, quello dell'elite, e obiettivamente il discrimine è diventato quello. Però è chiaro che si possa arrivare a portare a casa un risultato di quel tipo giocando anche a un calcio decente. Però Talune se giochi bene e perdi una partita 4-3, grande spettacolo, per la fine hai perso. Sì. Alla fine dopo devi fare i conti comunque di un tuo percorso all'interno di un campionato, di una manifestazione, e quindi questa è diciamo la logica. Probabilmente uno dovrebbe riuscire a coniugare un po' tutte e due le cose, e non vengono fuori allora le grandi squadre del periodo storico. Sentiamo invece Fabio riguardo a questo. Secondo me, conoscendolo, è più per il giochista. Io sono per il giochista che fa i risultati, questo è abbastanza semplice. Sì. Credo che un allenatore debba dare un'identità alla propria squadra, attraverso un'identità ben precisa, crei una forma di gioco e ti fa diventare un allenatore giochista e ottieni i risultati, e quindi hai fatto il tuo dovere al 1000%. Noi abbiamo l'esempio di un Atalanta sotto agli occhi che sta facendo esattamente ciò che si prefigge di fare, cioè giocare bene per mettere in evidenza i propri talenti e i propri giocatori, in modo che attraverso la vendita dei giocatori riesca a rinnovarsi senza perdere di qualità e mantenendo sani i conti, richiamando l'attenzione dei propri tifosi e la stima di tutti gli appassionati di calcio. Questo è vero. Io dico una cosa, che infatti non ho a parlare, volevo aggiungere una cosa. Sì, volevo aggiungere qualcosa proprio facendo riferimento a ciò che affermava Fabio, che questa storia dell'Atalanta ha visto anche una sorta di replica in Serie B, dove il Lecce ha fatto lo stesso tipo di scelte dell'Atalanta, una squadra non costruita per vincere il campionato. C'erano almeno 4 o 5 team superiori sulla carta a Lecce, però grazie a Liverani, che è un tecnico che ha un'idea di calcio molto gradevole e che è finalizzata soprattutto a fare risultato, che non sa far difendere le sue squadre, il Lecce è riuscito a ottenere questo risultato importantissimo di bissare la promozione dalla C alla B, torna in A in 2 anni, e soprattutto grazie ad una società gestita in maniera adeguata da un professionista come il professor Schicchi Damiani, devo dire che si propone di fare un'esperienza anche positiva nel massimo campionato. Vedremo se questa logica nel campionato di A riuscirà, diciamo, in qualche modo a perseguirla, perché non è dopo molto semplice. Ho visto nel passato delle squadre tipo il Benevento che hanno preso dei giocatori che erano più pronti per la Serie A, ma dopo non stavano nel progetto. Sentiamo Fabio. Sì, no, volevo aggiungere, il Lecce ha sicuramente fatto 2 miracoli, quindi 2 promozioni consecutive. L'ho osservato da vicino perché uno dei miei soci è di Lecce e quindi ho vissuto con lui le emozioni delle 2 promozioni. A questo punto per il Lecce sarà soggettato alla regola che diceva prima Enrico, cioè dovrà fare risultato per non ritornare all'inferno delle serie minori. E qui l'abilità della società in primis arrivare appunto in avanti in Serie A e difendere il titolo, difendere il titolo sicuramente. Avete accennato appunto all'Atalanta, no? Mi avete anticipato un piccolo argomento dopo, parlando del rinnovamento del calcio italiano, soprattutto in chiave di calciomercato. L'Atalanta, io ho un pensiero riguardo all'Atalanta, no? Perché al di là del fatto che c'è un progetto notevole, no? Parlavi di Percassi, sappiamo, un grandissimo imprenditore, lo stadio, l'indotto, la scuola calcio giovanile che ogni anno produce grandissimi giocatori con plusvalenze incredibili, un allenatore che gioca sui giovani e i risultati che ci sono. Però io dico una cosa, che questo è un po' la logica, tipo in stile Ajax, chiamavano così, di questo periodo. Ha iniziato da 3 anni con Gasperini, che però in realtà stanno facendo risultato perché la Juve ha cannibalizzato ormai da anni il campionato, le altre segnano il passo. Mi ricordo un po' la sorpresa dell'Leicester, che vinse con una squadra giusta, accorpata, non è la stessa logica, però tutte le altre squadre erano arrivate alla fine del ciclo e delle grandi squadre cambiarono tutti l'allenatore l'anno successivo, no? E quindi è un momento di congiuntura. Fabio, sei d'accordo riguardo a questo? Sicuramente l'Atalanta riesce a fare risultati oltre che a divertire, perché i competitor non sono all'altezza della loro storia, assolutamente. Detto ciò, però, l'Atalanta di questi ultimi anni risponde esattamente alle caratteristiche delle squadre
virtuose di cui parlavamo. Sì, sentiamo un bergamasco d'adozione. Allora, saremmo onesti, è chiaro che ha ragione in pieno Fabio quando dice che i grandi club, l'Inter, il Milan, non hanno reso, ma anche le altre squadre, la Fiorentina, cioè queste squadre che hanno comunque una storia importante, non hanno reso come nel passato. D'altro canto, all'abbassamento del livello della prestazione da parte di quei club si è messa insieme anche una capacità di alzare il livello delle performance dell'Atalanta. Allora, questo abbassamento dell'alzare dell'altra ha fatto sì che l'Atalanta sia diventato un club che è assolutamente competitivo e che in questo momento non a caso rappresenta un po' il modello di riferimento per tutte quelle società che sono di dimensioni medio-basse e che possono immaginare di costruire qualcosa di interessante solo in quella maniera. Ricorda un po' l'Udinese, anche se l'Udinese andava a comprare i giocatori, mentre invece l'Atalanta li fa crescere dal comparto interno giovanile. Sentiamo Fabio sempre riguardo a questo argomento. Allora, l'Atalanta lancia i giovani del settore giovanile, ma quest'anno ha fatto degli acquisti e ha lanciato molto meno. Sì. L'abilità di Gasperini è quella di aver dato un'identità alla propria squadra, spalleggiato dalla società, e quindi voglio dire, questo è un modello vincente. L'unica riserva che ho è che riguarda il valore individuale dei giocatori, perché abbiamo visto poi giocatori pagati seratamente o profumatamente dai grandi club rendere molto meno di quanto non avessero reso in campo con i nerazzurri. Ecco, cioè l'incantesimo della Dea, Fabio giustamente fa riferimento a questo, che sembra essere capace di esprimere valore in quel contesto specifico e che poi allontanando quei giocatori dall'incantesimo il rendimento non è dello stesso tipo. Devo anche dirti però che con piacere, Fabio, ricordo come il settore giovanile dell'Atalanta, adesso gestito da una persona molto competente che risponde al nome di Lazzari, è stato sviluppato negli ultimi anni in modo tale che si andassero a prendere talenti in giro per l'Italia e per l'Europa e per il mondo, e questa è una evoluzione legata anche all'orientamento al mondo che ha l'imprenditore Percassi, quindi un progetto sicuramente positivo. Lui ormai sta entrando in tantissimi mercati con i punti vendita di tutte le sue attività, no? Ritorniamo dopo ancora sull'argomento Atalanta, più che altro Gasperini. Vediamo un attimo questa slide che invece cambia un po' l'argomento, sposta sulle icone, quindi Capitan Passato, sempre chiamato Capitan Futuro. A questo punto qua mi sembra che De Rossi possa essere in qualche modo chiamato Capitan Passato, perché l'hanno dismesso nella propria squadra, lui l'aveva già intuito, perché dice sono 10 mesi che non ne parliamo di rinnovo di contratto, quindi ho capito che non avrei più fatto parte della compagine romanista, ed è una cosa abbastanza scioccante da un certo punto di vista. È anche vero, vi faccio una domanda, che ci sono stati grandi giocatori come Del Piero, credo anche a 36 anni, Maldini fino a 40 passani, Buffon che gioca ancora, Totti a 41 anni, Zanetti quasi a 40 anni, quindi i grandi campioni vanno avanti perché tanto si infortunano di meno e comunque il calcio probabilmente riesce a difendere l'integrità fisica dei giocatori rispetto a una volta, però esistono anche magari dei talenti che non riescono ad emergere, oppure il contrario, troppi talenti che ci sono in giro che però vengono stoppati da questi vecchi campioni, e quindi qual è la vera risposta riguardo a questo? Stoppano gli uni i talenti, oppure indubbiamente non ci sono talenti e quindi per forza vanno avanti i quarantenni? Guarda, io ho la sensazione che nel caso di De Rossi, che è stato trattato male dalla società giallorossa, sia stato possibile fare quello che invece con Totti non fu possibile fare, nel senso che Totti onestamente nell'ultimo periodo in cui giocava nella Roma era un giocatore che andava ad una velocità bassa, era un giocatore da piccole porzioni della partita, non di più, però era un dio, e con gli dei non si può discutere. Con un semidio come De Rossi invece si è potuto cercare di fare un ragionamento differente da parte della società, che aveva immaginato per lui un futuro da dirigente, ma che invece al calciatore non interessa. Questo si collega all'idea appunto, no, che bisogna cercare di mettere insieme questi calciatori che hanno ormai imboccato la strada della conclusiva della loro carriera
ha talenti emergenti che devono essere messi nelle condizioni di essere valorizzati. D'altro canto però attenzione a non esagerare con il pompare eccessivamente alcuni calciatori, perché io per esempio sono uno di quelli che dice voglio vedere cosa farà Zaniolo nei prossimi anni. Lo sapevo che saresti arrivato a questo, ormai vi seguo, quindi sì, so perché benissimo. sono molto perplesso, lo ripeto, su certe valutazioni. È bastato un cambio di ruolo per vedere sì, già da parte di Ranieri che però comunque giocatore anche delle offerte vedremo, dai, all'estero. vedremo. Sentiamo un attimo perché abbiamo tanta carne al fuoco, sentiamo Fabio riguardo a questo argomento, se avete da aggiungere qualcosa. Ma guarda, io credo che quando hai un fantastico giocatore in squadra, prima di privartene ci pensi due volte, se non è un altro De Rossi conto. considerato ancora fantastico per te? Non è probabilmente fantastico dal punto di vista della continuità perché non è in grado di garantirla, né dal punto di vista tecnico, è fantastico come uomo spogliatoio, io presumo, adesso non ho mai respirato l'aria dello spogliatoio della Roma, ma credo che lui ancora oggi rappresenti molto. Bene, allora proprio questo mi dai là su quello che era il discorso di Gasperini, perché io l'altro giorno in una trasmissione televisiva, appunto quando è venuta fuori questa notizia di De Rossi, ipotizzai una cosa, che manca l'allenatore alla Roma e l'allenatore che, visto che hanno provato con Sabatini, hanno provato con Monci, adesso provano con un allenatore che fa le plusvalenze. Chi è l'allenatore che fa le plusvalenze? Gasperini. Quindi potrebbe essere effettivamente Gasperini l'allenatore della Roma, e per questo che quando arrivò 3 anni fa all'Atalanta perse le prime partite cercando di amalgamare la vecchia squadra e si rese conto che alcuni giocatori dovevano essere dismessi, tipo Stendard, non so se c'era anche Dennis, adesso mi ricordo più. Sì, assolutamente, è vero, anche Dennis. Dismise questi giocatori e fece una squadra con quelli giovani e l'ha ricostruita. Quindi probabilmente, visto che la Roma ha bisogno di fare plusvalenza ogni anno, allora vi lancio questa ipotesi, quindi potrebbe essere, dico appunto al bergamasco d'adozione, sì, giustamente se il Gasperini potrebbe in qualche modo abbandonare l'ipotesi della Champions con l'Atalanta per andare in una squadra più titolata dell'Atalanta, anche se poi appunto perderebbe qualcosa. Guarda, io penso che potrebbe essere interessante per Gasperini andare ad allenare la Roma, però ci sono anche delle condizioni che potrebbero spingerlo a rimanere dove sta, dove effettivamente all'Atalanta ha un ruolo importantissimo, è considerato una figura centrale nel progetto e ormai diciamo, è stato capace di crearsi anche un ambiente che è con lui, che accetta anche le sue sfumature caratteriali che non sono semplici, no? Perché è risaputo che Gasperini abbia un carattere particolare, un po' puntuto, per cui è chiaro che una persona con queste caratteristiche andare a Roma in un contesto che noi sappiamo molto effervescente potrebbe avere anche dei problemi. La squadra con i giovani, domando quindi a Fabio, la squadra con i giovani che hanno John Clive, Zaniolo, sì, come dicevi tu, che viene Cristante che l'ha avuto già all'Atalanta, insomma bene o male riuscirebbe Schick, la valorizzazione di Schick anche, no? Perché che per adesso insomma non si è visto, insomma è non pervenuto, no? Non ci ricordiamo 38 milioni di euro è costato, per adesso non l'abbiamo visto. Sì, è vero, quindi penso, non so, al discorso con Fabio, se questo è un progetto che potrebbe effettivamente solleticare Gasperini ripartendo da zero senza quell'uomo spogliatoio che è De Rossi. Bisognerebbe chiederlo a lui ovviamente, ma potrebbe solleticarlo, però Roma non è Bergamo, l'ambiente che, come diceva Enrico, sta intorno alla squadra, le 1400 radio di Roma, se perdi 2 amichevoli a luglio se t'ammazzano. Questo per un calcio di quelli morbidi, tranquilli, con il calcio italiano, se perdi l'amichevole per i giochisti e per i giochisti, è un calcio per i giochisti, fatto per il progetto. Esatto. No, vabbè, ma adesso al di là di questo, che però è un elemento fondamentale, se Gasperini andrà in Champions League con l'Atalanta, vedo difficile un suo passaggio alla Roma. Quindi non so, potrebbe essere interessante. È vero che Gasperini lavora molto con i giovani, ma lavora soprattutto molto di più con gli sconosciuti. Questo secondo me è un aspetto molto importante. E quando giochi nella Roma non sei sconosciuto di sicuro. Beh, anche perché poi figlio di Kluivert, Cristante l'ha già avuto, però già un giocatore della Cristante nazionale. ha 24 anni. A 24 anni comincia a essere giovane, relativo, quindi... però ha 5 anni di Serie A in Italia, in Portogallo, sì, e così via.
Quindi Zaniolo è giovane, Zaniolo è una scommessa, ma non so neanche se rimarrà alla Roma, adesso ce lo diranno loro. Ecco, siamo arrivati alla fine della prima parte, vi anticipo che dopo una piccola pausa pubblicitaria giocheremo un po', perché anche il calcio che fa si piace un po' divertire, no? Giocheremo nel senso che ci sarà un piccolo quiz di natura musicale, perché è spostato più che altro nei confronti di Fabio per un passato musicale. Dall'altra parte, visto che è organizzatore, è un presente musicale che è organizzatore, dopo ne parlerai, e poi dall'altra parte invece vi richiedo il vostro dream team del cuore, sia ad Enrico che a Fabio, quindi gli 11 che rappresentano nel vostro immaginario la squadra dei più grandi campioni che avete visto e che vi hanno in qualche modo solleticato e idealizzato. Nel frattempo una piccola pausa pubblicitaria, ci vediamo qui. Passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. Riprendiamo. Durante la pausa abbiamo parlato di alcuni amarcord, di alcuni giocatori. C'è stato un periodo in cui abbiamo allenato, ci siamo incrociati con Fabio Napoleone nei tornei aziendali, e mi ricordo che aveva una squadra che giocava a zona, giocava molto con un'intenzione di gioco che era un po' difficile da riuscire a praticare ovviamente in queste categorie, però lui il tentativo l'ha fatto e quindi lodevole. Posso dire una cosa? Assolutamente, Fulvio? devi. Nel 1990 a 3 dietro giocavamo noi e il Barcellona di Cruyff. Quindi È detto tutto, e infatti dopo il Barcellona di Cruyff perse con il Milan perché giocavano a 3 dietro e a 3 davanti e a 4 non giocavano. È bastato un Milan che è razionale, con grandi campioni indubbiamente di Cappello, per battere nella finale di Champions con il Barcellona famoso di Cappello 4-0, no? Ce lo ricordiamo tutti. Va bene, allora il giochino è questo, andiamo in onda quindi con passiamo alla slide numero 6, la numero 6, poi dopo guarderemo quella precedente che riguarda il giochino. Il giochino è questo: i fuoriclasse della chitarra. Abbiamo a sinistra Frank Zappa, al centro Jimi Hendrix e a destra invece Eric Clapton. Quindi abbiamo la visionarietà, inquadriamola ancora. Abbiamo Frank Zappa che rappresenta un modo di suonare veramente di improvvisazione più totale, con una chitarra che ogni volta cambiava. Abbiamo l'improvvisazione al centro, però legata a determinati canoni e soprattutto un aspetto molto emozionale, e invece dall'altra parte Clapton l'asciuttezza musicale nel suonare e accompagnare qualsiasi stile e genere. Quindi abbiamo 3 grandissimi campioni. Parto da Fabio prima: quali possono essere, come possono essere accostati a 3 campioni del passato, anche attuali, del calcio? Mi riproponi per cortesia la slide? Frank Zappa, grandissimo musicista, un'orchestra nella testa e nelle mani. Io lo paragonerei un po' anche per portamento a Zidane. A Zidane? Sì, cornate e testate aperte a Zidane. Ecco, quindi pensi invece il grande genio della chitarra rock, Jimi Hendrix? Jimi Hendrix ha un inventore di calcio, Ernst Happel, Rigo Sacchi, quelli lì. Ah, quindi vai su un allenatore, mentre invece... Sì. E qualcuno in panchina lo devo mettere. Qualcuno lo devi mettere, ho capito. Mentre invece dall'altra parte abbiamo Eric Clapton, quindi la pulizia dell'esecuzione. Slow hand Eric Clapton, che è passato alla storia perché a un certo momento, a metà degli anni 60, un po' più in là, sui muri di Londra appariva la scritta Clapton is God, e Eric Clapton è, diciamo, un giocatore bello da vedersi, bello da ascoltare, bello da vedersi, bello da ascoltare, un po' freddo secondo me,
un centrocampista di centrocampo molto, molto ordinato, di qualità, molto ordinato, poco geniale. Un Pirlo. Poco geniale, ho detto. Va bene, allora vediamo invece le scelte appunto, come può mutuare, diciamo, questi tre campioni della chitarra, invece Enrico, nei confronti invece del calcio. Allora, Frank Zappa, io lo potrei avvicinare legandomi alla sua capacità, alla sua fantasia, no? Al suo talento in libertà, a George Best, perché per me George Best è ancora un ricordo. Io l'ho visto da Sì. bambino, ho dei fotogrammi in testa, straordinario, Era abbastanza anarchico nel gioco, appunto, sì. difficile Sì. da gestire anche come calciatore e come uomo, però grande talento. Ok. Jimi Hendrix? Hendrix, se penso a Jimi Hendrix mi viene in mente uno che secondo me è stato veramente un grandissimo solista. sì, e allora potrei dirti anche lo stesso Messi potrebbe essere, Sì, un solista. Jimi Hendrix, Cioè, un solista di talento, Sì, capace sì, anche sì, di avere sì, il senso sì. della squadra. Sì, sì. Posso suggerirti un altro nome, Enrico? Sì, Sì? Siccome Hendrix aveva Sentiamo una sua Fabio. fisicità, Sì. io lo vedrei più un Johan Cruyff. Ah, vabbè, è chiaro, sì, poi se ci leghiamo alla dimensione della fisicità, io non sono così conoscitore delle No, no, ma proprio perché voi fisico. ho visto, Sì. so che voi avete le tecnicalità della musica in testa e mi fa piacere anzi ascoltarvi perché c'è solo da imparare. Sì, hai ragione, perché sicuramente Messi ha una dimensione fisica che non è, diciamo, associabile a quello che si diceva. L'ultimo è Clapton. Ma Clapton, guarda, io spero di non urtare nessuno, ma secondo me Cristiano Ronaldo è un Clapton, cioè un nel senso costruito, che è uno che si è costruito moltissimo, Cristiano Ronaldo, che comunque ha Sì, un no, talento. questo lo sappiamo. Clapton, beh, sì, potrebbe anche essere. Sei perché d'accordo, guarda, Fabio? Beh, Clapton, è un costruito? Clapton, Beh, abbastanza. Sì. Sì. Non è un esecutore Non è un straordinario. innovatore. Ecco. Non è un innovatore, ha recuperato molto dalla tradizione, non so, dei Blues. maestri come Robert Johnson e così, Esatto. però è stato dirompente perché con i suoi Cream ha cambiato un po' l'atteggiamento della Swinging London dal beat al rock, e Sì, quindi i famosi Blues Breakers di John Mayer. John Mayer, che era una Quindi scuola. una sorta di manager, no? Anche della dimensione musicale, no? Si può dire, ha immaginato anche dimensioni musicali in termini manageriali, e credo che È vero, hai il ragione. CR7 abbia Sì, caratteristiche lui simili, no? Perché è poi alla stato- fine della fiera il CR7 insomma, è stato capace di portare il Portogallo alla vittoria di un campionato europeo che mancò in un'altra occasione in cui tutti lo davano per scontato arrivasse sulle sponde lusitane. A casa loro, 2000, esatto. credo. Va bene, allora vabbè, insomma è stato molto interessante, abbiamo ancora il discorso che riguarda appunto le squadre di calcio, prima di entrare nell'agone, chiamiamolo così, delle partite di questa 37esima giornata. La slide numero 5, così andiamo un po' a discutere delle strategie di mercato. Ovviamente qua ci sono tutte le squadre di quest'anno, qualcuna è già in Serie B, come il Chievo per esempio. Diciamo, qual è la squadra, sceglietene una, non solo legata alla squadra del cuore, quale squadra potrebbe essere in qualche modo dovrebbe sottostare, diciamo, a questa epoca, diciamo, di rinnovamento in una forma abbastanza forte, diciamo delle più importanti almeno. Enrico? Io penso che non lo faccio questo ragionamento perché insomma tu conosci i miei colori del cuore, però in questo momento l'Inter si è arrivato in una fase in cui dopo aver chiuso diciamo la parentesi del financial fair play, il passaggio ulteriore connesso anche a questa crescita dei fatturati sarà quello appunto di costruire una squadra in grado di Ma giocarsela. è una radicale oppure integrare? Guarda, cioè, qual è il discorso? Allora, Integramento? io penso che la radicalità diciamo, sarà da ritrovare nella necessità di avere un allenatore in grado di giocarsi la partita per un obiettivo superiore rispetto alla qualificazione in Champions League. Io ho grande stima di Spalletti, però penso che Spalletti sia un allenatore che non sia in grado di far in modo che ci sia il salto ulteriore. Ecco perché c'è bisogno di un tecnico di quel tipo. Credo che l'Inter va cercando un profilo del genere, cioè una persona che
che consenta diciamo una sorta di velocizzazione di quel processo che abbiamo Ti detto. faccio una domanda velocissima: la scossa può venire fuori da un Antonio Conte, ma se tu hai determinati giocatori con cui hai tirato la carretta, quindi deve esserci un discorso molto più globale da parte di Suning appunto dopo il fair play, quindi bisogna vedere quali prospetti e quanti ne devi indubbiamente andare a comprare, no? Sì, Quindi... ma d'altro canto tu lo sai bene Fulvio, cioè non può bastare soltanto Antonio Conte in panchina, perché che sembra sarà appunto l'allenatore dell'Inter nella prossima stagione, ma è necessario anche ascoltare le indicazioni e in qualche modo riuscire a realizzare la filosofia di calcio che ha nella testa Antonio Conte, che poi tra l'altro potrebbe prevedere alcune sorprese. Per esempio, io con un Antonio Conte in panchina non mi stupirei che un Antonio Candreva potrebbe ritrovare una giovinezza nel 2016 agli europei fu il migliore, poi si infortunò, le prime 2 o 3 partite giocò benissimo. Sentiamo, chiudiamo il discorso di questa... voglio sapere appunto anche da Fabio quale può essere la squadra che è suscettibile di un rinnovamento particolare. Scommetto che dice il Milan. Hai vinto, ma volevo aggiungere una cosa sull'Inter. Secondo me il cambiamento sarà radicale, ma non a livello quantitativo ma a livello qualitativo, cioè l'Inter si trova costretta, fortunatamente per lei, 3 ruoli devono essere... E deve mettere 3 top player. Se mette 3 top player Antonio Conte, l'Inter diventa da subito, adesso lo si dice tutti gli anni, però diventa da subito una squadra che può dare continuità ai risultati su 38 partite. Anche perché poi parte diciamo da un'intelaiatura che in questi anni comunque ha garantito un terzo posto, un quarto posto, forse un terzo posto, e quindi insomma comunque si è ristrutturato, quindi non è una radicalizzazione della cosa. Invece il Milan, allora a questo punto giustamente mi parli del Milan e quindi cosa prevedi, perché è pesante la situazione del Milan secondo me. La situazione del Milan è piuttosto pesante, qui il cambiamento deve essere probabilmente radicale anche a livello quantitativo. Per i tifosi del Milan ci sarà anche qualche sofferenza, perché penso che verranno sacrificati o sostituiti giocatori che sono stati importanti in queste ultime 2 stagioni, e ovviamente se questo capiterà anche a Gattuso sarà un dolore per i tifosi. Detto ciò, bisogna capire esattamente anche a livello di management cosa succederà, perché sembra di capire che la posizione di Leonardo possa essere messa in discussione. Ma è possibile che si cambi così da un momento all'altro, così dopo un anno? Cioè non c'è mai l'attesa di far fiorire comunque un progetto, no? Perché insomma Leonardo è arrivato nel giro di fatto 10 giorni di mercato praticamente, ha preso dei giocatori, cioè veramente metterlo così in difficoltà mi sembra una cosa un po'... Poi lui magari, tutto l'ambiente, dico lui, ha messo in difficoltà magari anche Gattuso. Gattuso indubbiamente in questo momento qua mi sembra un po' enucleato, tutta la stagione ha dovuto combattere contro tante situazioni cercando di gestire la squadra, e ci è riuscito anche bene. Ci è riuscito bene, ha dovuto combattere contro agenti esterni e probabilmente anche interni. È vero che Leonardo è arrivato, ma dopo di lui è arrivato Maldini, ma soprattutto Ivan Gazidis, quindi probabilmente queste 3 figure sono troppo importanti per poter coesistere, dico probabilmente da quel che si legge. Potrebbe essere la cosa, quindi potrebbe essere un elemento... Quanti giocatori da cambiare in questo Milan? Qualcheduno fra i titolari e soprattutto... ma quanti? Così spassionatamente, sbilanciati, non ti piace? 4 titolari. 4 titolari? Secondo me ci vogliono. Poi bisogna capire le idee dell'allenatore nuovo, ovvio. Bene. Per capire se serviranno 3 centrocampisti, 2 difensori, un portiere o quel che è. Va bene, siamo arrivati al giochino, avete avuto modo di... Posso aggiungere una roba velocissima? No, rispetto all'Inter, io l'ho già detto in altre situazioni televisive, avendo comunque origini leccesi, credo che l'Inter potrebbe rischiare una operazione. L'ho già detto altrove, io acquisterei Petriccione dal Lecce, che è un giocatore, Jacopo Petriccione, che viene dalle giovanili della Fiorentina, era il capitano della Fiorentina appunto alla primavera, centrocampista davanti alla difesa e come mezzala, cioè è uno che può essere utilizzato in entrambi i ruoli a centrocampo. A chi assomiglia come ruolo? Fisicamente assomiglia a Modric, cioè tanto che lo chiamano grande corsa, buona tecnica. Sì, ha quel tipo di caratteristiche, tra l'altro proprio cioè lo ricorda anche dal punto di vista estetico, tanto che il suo nomignolo appunto in Salento è Modriccione, ma lo si fa per scherzare. Il ragazzo di Gorizia è stato capace dopo 2 anni a Bari già di buon livello
livello quest'anno ad essere un riferimento per il club di Liverani, e chi lo sa, magari un giocatore non pagato moltissimo potrebbe Perché essere uno no? di quei due centrocampisti che dovrebbero arrivare all'Inter al posto dei due signori che rispondono al nome di Borca Valero e Gio Mario. Sposiamo questa logica, perché poi l'Inter quest'anno ha avuto Borca Valero e Brozovic in quella posizione del campo, e sappiamo che Brozovic aveva bisogno, perché Borca Valero ha segnato un po' il passo in questo periodo, quindi poveretto, insomma è un grande giocatore, però insomma gli anni passano per tutti, e Brozovic da un certo punto di vista è anche insostituibile, quindi l'errore un po' dell'Inter di quest'anno è non aver fatto accrescere magari anche un giocatore di questo tipo, un giovane, e quindi consigli per gli acquisti da parte di Enrico Flavio Giangreco. Va bene, siamo arrivati. Se posso aggiungere, Fulvio, Petriccione, se ha fatto 2 stagioni a Bari e poi è andata a Lecce, vuol dire che ha anche gli attributi. Certo, indubbiamente è passato da una concorrente all'altra, e insomma sì, vabbè, sappiamo benissimo cosa vuol dire essere campanilisti in Italia, e a questo punto la mia curiosità è straripante, io voglio sapere le vostre squadre del cuore. Chi è che parte per primo? Enrico parte per primo, vuol dire che Fabio deve ragionarci un po' ancora, ovviamente, quindi allora prima ti dico se c'è un modulo di base che è anche più facile per riuscire a dipanare una struttura. Diciamo 4-2-3-1. 4-2-3-1, sì. Va bene, quindi un modulo abbastanza moderno. Però quindi... i protagonisti sono un po' di diverse epoche. Certo. Allora in porta ci può essere solo uno, insomma uno dei miei idoli resterà sempre nel cuore, cioè Walter Zenga, è chiaro. Poi sulla fascia destra metto Maicon, i 2 difensori centrali, perché in questo calcio sarebbero appunto i 2 marcatori centrali, mettiamo Bergomi e Ferri, perché è giusto che sia così, e poi a sinistra chiaramente Giacinto Facchetti. I 2 davanti alla difesa. Adesso siamo molto sull'Inter, sì, siamo molto sull'Inter. Sì, c'è un prevalere dell'Inter, non ci posso fare nulla. Certo. E davanti alla difesa metterei 2 centrali, allora? 2 centrocampisti, diciamo abbastanza duttili, quindi Cambiasso e Zanetti, cioè metto i 2 interisti, non ci posso fare nulla. 3 attaccanti, praticamente sborderai su 3 attaccanti più una grande attaccante lì davanti, vediamo chi sono quelli del 3-1 a destra metterei senza dubbio Franco Causio, che secondo me è stato un grandissimo del calcio italiano. Alle spalle del centravanti, che ti dirò dopo, metterei Mariolino Corso, perché molti se lo dimenticano, ma era veramente un artista, Mandrake. E sulla sinistra premierei la sua volontà di essere stato anche capace di fare il terzino aggiunto, cioè un mostro come Samuele Eto'o. Centravanti, sono molto curioso. Immaginerai il centravanti per me è Milito, per quello che ha fatto. Ok, no, io pensavo invece un altro. Ho capito, forse Ronaldo quello vero. Pensavo Ronaldo. No, Milito. Ok, va bene. Beh, insomma, e del cuore, quindi voglio dire. Molto interista, bella, una bella formazione, può stare anche in campo questa formazione. Sì, perché non sempre riescono a essere equilibrate a giocare, quindi nell'insieme. Sentiamo invece Fabio, che sarà sbilanciato, non penso sarà sbilanciato completamente sul Milan, perché lui è sportivo a tutto tondo. Vediamo. Allora vediamo, per non essere sbilanciato sul Milan. Modulo? No, il modulo non mi interessa, no. Metto 3 difensori, 5 centrocampisti e 2 attaccanti. Lo so, per forza il modulo Napoleone è quello che... Io mettevo 6 di centrocampisti e 1 attaccanti. Quindi lo so, venire fuori dalla trappola dei 6 centrocampisti, del fuorigioco. Però scusami, scherzo un po', però avevate una difesa troppo alta e quello era il grosso problema. Ma noi allora giocavamo senza guardialine, lo dico per la cronaca, quindi usare la tattica del fuorigioco sistematica era un rischio straordinario. Allora, scusami, adesso rientriamo, poi poi nel backstage diventiamo seri. Io invece ero per una squadra molto più arcigna, con delle punte molto veloci che entravano negli spazi, quindi incontrare loro era abbastanza semplice da un certo punto di vista, perché c'era questo spazio, eravate molto belli da un punto di vista tecnico e tattico, soprattutto a disposizione, però nella praticità l'azione singola di un giocatore andava a creare il problema. Chiusa parentesi. No, non la chiudo, perché abbiamo fatto 2 promozioni comunque. No, certo, ovviamente. No, va bene, sono partiti gli scherzi. In porta Fabio Cudicini. Perché è un simbolo. Non devi giustificare, sappiamo, Fabio Cudicini, Ragno Nero degli anni 60, 2 Coppe dei Campioni. Poi in difesa metterei Franz Beckenbauer, il giocatore più elegante che abbiamo mai visto,
Franco Baresi e Paolo Maldini, Sì. il giocatore italiano più forte di sempre, secondo me. Maldini. Sì. In attacco metterei... In attacco, centrocampo. Sì, il centrocampo devo fare in funzione dell'attacco, quindi Ah. Marco Van Basten e Lionel Messi, Sì. e dietro di loro metto Ne sicuramente... hai 5 da mettere. Sì, sì, beh, ma cerco di metterne Ma di li buoni. metti per ruolo o li metti un po' così? No, li metto così, Metti tanto è un così. gioco. Devo essere giochista e risultatista, perché se devo vincere allora faccio attenzione. No, devi essere giochista. Giochista, allora metto Gianni Rivera. Sì. Vediamo. Johan Cruyff. Sì. Diego Armando Maradona. Sì. Donadoni da una parte. E vediamo un altro centrocampista esterno, potrebbe essere Andrea Sitia, che Fulvio conosce e il resto del mondo no, ma faceva 160 km a partita su quella fascia e quindi lo metto. Va bene, ok, allora vabbè, ce ne sono 3 che fanno parte del mio Dream Team. Sì? Sì. 3 o 4? Aspetta, cioè Messi, Beckenbauer, Rivera e l'altro centrocampista che hai messo? Cruyff. Cruyff. Quindi Poi sono- centrocampisti sui generi. Eh Sì, sì, no, perché no, ovviamente no. Se li metti tutti insieme poi diventa, cioè come squadra No, schierata. no. Io ho cercato di fare una squadra Voi invece fate no, una bene o squadra male. equilibrata. Da sì. risultatista però. Da risultatista, da altrimenti cioè, ce n'erano altri. Vai. Va bene, andiamo avanti. Campionato di calcio, vediamo, 33esima giornata, vediamo un attimo la classifica velocissimo. Quindi abbiamo qui la Juventus 89 punti, Napoli 76 che sta facendo delle prove generali per l'anno prossimo, Inter, Atalanta che si giocano il terzo e il quarto posto con a ridosso Milan e la Roma 62, il Torino come ultimo incomodo, la Lazio ormai ha vinto la Coppa, ha abbandonato un po' tutto, Sampdoria interlocutore, Sassuolo e Spal hanno fatto la loro salvezza, Bologna, Cagliari e Fiorentina rimangono ancora in corsa per la retrocessione se non fanno i bravi, poi basta un punto. Sì. Parma, Udinese e Genoa sono il trio della paura, perché c'è un Empoli che sta comunque rinvenendo nelle ultime giornate, Frosinone 24 si è tolto qualche ultima soddisfazione, il Chievo sempre molto onorevole negli scontri. Vediamo le prossime partite, sempre con il mio solito gioco, che è quello di conferire importanza alle partite. Quindi abbiamo uno Juventus-Atalanta, ovviamente perché non sappiamo se questa partita l'atteggiamento della Juventus e dell'Atalanta quale possa essere, soprattutto quello della Juventus nei confronti appunto dell'Atalanta. Abbiamo un Empoli-Torino, perché questa è in funzione dell'ultima partita per esempio dell'Inter, che incontrerà nell'ultima giornata e potrebbero essere i 3 punti che servono all'Inter, perché se Torino batte l'Empoli arriverà un po' sgonfiato alla fine. Sono 3 partite insieme che sono quelle del Genoa, Udinese e Parma, che incontrano, guardate caso, proprio 3 squadre che sono in quel 40-42 punti del centro classifica. Sì. Poi abbiamo Sassuolo-Roma e un Milan-Frosinone legato a doppio filo perché stanno rincorrendo la 4ª posizione, e poi le ultime 3 che sono tra virgolette, una è di cartello però potrebbe finire in qualsiasi risultato, sia Napoli-Inter, Lazio-Bologna può dire molto poco per ciò che riguarda la Lazio, può dire qualcosina per il Bologna, Chievo-Sampdoria è una partita che ormai è addio probabilmente del Chievo alla Serie A. Lasciando perdere le vostre simpatie calcistiche, quale partita andreste a vedere? Sentiamo quella di Enrico che andrebbe a vedere. Quale partita? Beh, io andrei a vedermi Juventus-Atalanta, perché è una partita molto interessante, nella quale tra l'altro Gasperini insieme ai suoi ragazzi deve dare un segnale preciso, cioè deve far comprendere se è stato capace o no di resettare tutto rispetto alla delusione di ieri l'altro, quando ha perso una finale di Coppa Italia che probabilmente era prevista vittoriosa da parte dell'ambiente della Dea, dell'ambiente della città. 20.000 persone. Sì, la città si è svuotata, io posso assicurare che effettivamente mercoledì mattina notavi un'assenza fisica delle persone, la città era vuota. Saranno un po'
po' incattiviti per andare a fare una partita della vita, perché se vanno a fare la partita della vita con una Juventus un po' dimessa, non so fino a che punto riusciranno comunque, perché l'ha detto anche Allegri, no? Parlavamo prima con Fabio, che ha fatto anche un'affermazione non bellissima, dicendo insomma queste ormai sono partite che lasciano il tempo che trovano. Sì, no? Devo dire che in questo caso Allegri avrebbe fatto bene a non dire certe cose, perché poi appunto si stupiscono del fatto che la Premier League esprima 4 finalisti appunto nelle 2 competizioni continentali, cioè le partite andrebbero giocate tutte nello stesso modo fino alla ultima. Benedetto atteggiamento come al solito, diciamo calcolatore, molto figlio della dimensione del calcio italiano. Invece appunto io ho la sensazione che comunque l'Atalanta debba dare la dimostrazione che è stata capace di superare questo momento, che sicuramente è stato complicato, difficile. Ne ha vissuto già un altro l'Atalanta all'inizio della stagione, quando è stato eliminato ai rigori dal Copenaghen, e lì ha vissuto poi uno degli effetti negativi per alcune giornate di campionato, quindi è chiaro che debba dare una risposta. D'altro canto la Juve ha preso una batosta in Coppa Italia a Bergamo 3-0, che è stata molto umiliante, per cui io penso che non sarà una partita scontata e semplice. Chiaramente all'Atalanta non basta c'è nessuna dietrologia dietro a questo, che si sa come possono andare, fanno un ticino, potrebbe, ci sono dei collegamenti. No, diciamo il punto all'Atalanta andrebbe benissimo, perché poi basterebbe vincere la partita contro il Sassuolo per aver assicurato, diciamo, la Champions League, però non la vedo così facile, cioè l'Atalanta dovrà fare più la partita contro se stessa, perché ho il timore che qualche strascico, quel match dell'Olimpico l'abbia lasciato. Va bene, allora vediamo invece appunto quale partita sceglie Fabio Napoleone riguardo appunto questo prossimo turno di campionato. Ma credo che la partita più vera sia Empoli-Torino. Sì. Perché ci sono 2 contendenti che si giocano, la prima la salvezza e la seconda l'accesso all'Europa League. Hanno espresso entrambe un buon gioco, alcuni momenti anche esaltanti per risultati, e credo che potrà venire fuori una partita non bella ma molto combattuta, molto vera, e quindi probabilmente quella è la partita più vera da andare a vedere. Sì, sono d'accordo con te, infatti è una partita, poi vabbè, indubbiamente la partita di Juventus-Atalanta, la partita di cartello, però questa da un punto di vista proprio di verità, proprio finale, perché proprio dà il senso anche all'ultima giornata, perché automaticamente qualsiasi risultato venga dà l'opportunità al Torino, l'opportunità, forse il pareggio è quello che magari, beh, neanche detto, perché magari se pareggiano il Genoa e l'Udinese rimandano tutto all'ultima giornata ed è veramente una giornata da thrilling, perché proprio non è neanche ultimo, non so cos'è stato, cos'era 2 anni fa, sempre l'Empoli, no? Cos'è che era l'ultima giornata e si sono salvati, insomma ci sono delle sorprese all'ultimo momento. L'Empoli è retrocesso all'ultima giornata, ti ricorderai, no? E si è salvato, credo, il Crotone al posto dell'Empoli. Se posso dire una cosa riguardo al Genoa, il Genoa secondo me ha grosso rischio? Sì, perché sta vivendo una stagione, sta vivendo nella stagione la stessa parabola che ha vissuto l'Empoli 2 anni fa, cioè salvi a marzo e in Serie B a fine maggio, perché si sono adagiati sui risultati. Possiamo anche dire che se la sono tirata, perché cambiando gli allenatori e soprattutto perdendo un centravanti a gennaio, però l'hanno perso anche. Hanno perso anche un centravanti, però l'ha venduta anche molto bene, no? Sì, ma i soldi non fanno i punti. Beh, lo sappiamo, perché stagione in corso. Ogni anno, giustamente dal loro punto di vista fanno sempre 2 campagne acquisti, no? Quindi 2 calciomercato. Dicevi, Enrico? Ti dicevo appunto quello che affermava Fabio, che il Genoa si è messo in una situazione complicata da solo, cioè nel senso ha fatto delle scelte in gennaio anche discutibili. Il cambio dell'allenatore poi non sembra abbia portato questa evoluzione netta. E comunque rispetto a questa giornata, se c'è un'altra partita da vedere, mi piacerebbe andare a Napoli a vedere Napoli-Inter, perché io ho la sensazione che l'Inter domenica darà un segnale forte e che vorrà anche dire in qualche modo un grazie a Luciano Spalletti, che con tutti i suoi limiti è stato quello che dopo 6 anni di mancanze, diciamo, di obiettivi, di 6 anni di assenza dalla Champions, ti ha riportato già in Champions un anno e potrebbe bissare quest'anno, terzo posto, e quindi avrebbe comunque prodotto un risultato importante. Vediamo un attimo la slide di 1-10, proprio sono le partite che riguardano le ultime
appunto in 2 turni, quindi Inter-Atalanta, adesso non guardate la disposizione, c'è anche la Lazio, quindi l'Inter incontra il Napoli fuori casa e l'Empoli all'ultimo, quindi sappiamo che l'Empoli in qualche modo potrebbe essere un po' una sorpresa all'ultimo, cioè una brutta rogna alla fine, la Juventus in teoria potrebbe essere il pareggio per l'Atalanta e i 3 punti col Sassuolo, non facilissimi comunque, però vabbè, l'Atalanta in casa è un rullo compressore. La Roma ha 2 partite discretamente semplici, e anche se il Sassuolo sta onorando fino in fondo da un punto di vista del gioco, ci tiene ad esempio ad arrivare fino in fondo a una buona posizione, anche perché è una questione economica. Il Milan ha 2 partite probabilmente abbordabili, perché Frosinone è già praticamente retrocesso e la Spalla è comunque salva. Il Torino all'Empoli in questa partita veramente molto difficile, e poi la Lazio che potrebbe essere un po' più sgonfia indubbiamente alla fine. Insomma, sono ancora 2 turni, quindi questo anche per dire che il calcio italiano alla fine qualcosa riesce sempre a dare a livello di interesse, al di là della Juventus che ha cannibalizzato tutto. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, è volata, e quindi io vi ringrazio. Incomincio ad aprire il discorso, ad iniziare il discorso che riguarda la beneficenza. Vediamo la slide, quindi l'8 giugno, se vedete, 8 giugno per EMA, la famiglia Riva organizza un torneo a cui faranno parte anche il Club Italia Master, una squadra svizzera a cui parteciperemo come comunicazione, perché ogni giorno per EMA è in realtà un'associazione, infatti www.per-ema.it, per la ricerca e la cura dell'atassia di Friedreich. Quindi 8 giugno, e poi ci sono anche altri impegni da parte di questa associazione che noi stiamo seguendo. Vediamo invece gli appuntamenti per il solito Che Calcio Che Fa. Abbiamo quindi Lombardia TV venerdì alle ore 21, sabato alle ore 18 in replica, in radio SM Radio, Silvio Music Radio lunedì alle ore 15, e in onda anche Lodi Crema TV canale 111, e poi sul web per qualche informazione. Devo dire la verità che mi sono un po' dimenticato di andare a interrogare con Fabio su un discorso che riguarda il Playground di Milano, giusto, che è una bella iniziativa. In 30 secondi, se vuoi dirmi che cosa si tratta, e ci congediamo in questo modo. Grazie Fulvio. Adidas Playground Milano League, torneo 3 contro 3 di basket su 9 campetti, 9 playground sulla città di Milano. Seconda edizione, maschile e femminile, 15-16 giugno fase preliminare, finali in Darsena a Milano il 4 luglio. Le informazioni si trovano su playgroundmilanoleague.com e iscrivetevi. Iscrivetevi se vi piace giocare a basket a 3 anche se non vi piace giocare a basket, perché è una bella esperienza. E poi anche proprio tutto tondo, perché ci sono tante iniziative collaterali che riguardano anche l'altra, street art experience, la solidarietà, eccetera eccetera, l'ecosostenibilità del progetto, quindi qualcosa di divertente e di coinvolgente. Bene, grazie Fabio per essere intervenuto, grazie. Non abbiamo più squadre di calcio per poterci incrociare, però vabbè, lo faremo idealmente tra giochisti e risultatisti. Saluto invece l'amico sodale interista Enrico Flavio Giangrego, grazie per essere intervenuto. Grazie a te Fulvio, grazie anche a Fabio per essere stato qui con me, è stato bello essere appunto ospite di questa puntata del programma di Fulvio, dell'amico Fulvio, e un saluto anche alle persone che ci vedranno e che spero abbiano qualche, diciamo, spunto interessante da questa puntata. Sì, anche perché poi sappiamo che Calcio Che Fa è una trasmissione che è un po' tutto tondo, ci piace parlare di calcio senza entrare nelle polemiche, tanto poi comunque le polemiche entrano sempre di striscio all'interno dei nostri discorsi calcistici. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre Che Calcio Che Fa, ore 21 su Lombardia TV. Ciao!